Avevo la porta del garage chiusa a chiave, me l'ha aperta. Una cosa indescrivibile, avevo delle tazzine dentro nella cristalliera, tutte per terra. Un boato. Questioni di frazioni di secondo, poi il sereno. La casa devastata, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. La prende con filosofia la proprietaria dell'abitazione investita in pieno dalla tromba d'aria che si è abbattuta su Meduna di Livenza, e dopo la grande paura è il momento della conta dei danni, che sono ingenti. Il tetto della bifamiliare è stato spazzato via assieme a grondaie, camino, pannelli solari. I coppi hanno danneggiato un'auto, gazebo e arredi giardino sono volati via. Le grondaie erano a metà del campo. Pensa lei la forza che aveva sto vento, perché da lì portarle fino a metà campo sono quasi 150 metri. E senza parlare delle tegole, diciamo le tegole, che è andato sul campo di là di 100 metri. Una forza bestiale sto vento. La tromba d'aria, prima di disperdersi nei campi, ha danneggiato sempre in via Postumia delle serre di un'azienda agricola e scoperchiato parte del tetto in Eternit di un capannone dismesso. Il tetto in Eternit, che comunque non dava segni di cedimento, dopo questa tromba d'aria chiaramente si è creato delle rotture. Abbiamo avvisato chiaramente i pompieri, l'ARPAV, adesso verifichiamo anche con il nostro ufficio tecnico e poi valuteremo se necessita di un'ordinanza di ripristino di tutta la copertura, perché sappiamo che è un materiale pericoloso.